La notizia della gara automobilistica che ha provocato la morte di una persona innocente ha subito fatto il giro di San Donà di Piave. La rabbia della gente è immediata, bisogna fare più controlli e lasciarli in galera, dicono i residenti. Cosa bisognerebbe fare? Non ho idea, metterli in prigione, non buttare via le chiavi, non farle più venire fuori. Sicuramente cresce rabbia, ma le dico, a prescindere dalla nazionalità, chi infrange la legge deve essere punito. Questo è il mio punto di vista. Sicuramente più controlli e poi avere un po' più di testa, perché comunque è morta una persona, cioè non è una roba da niente. Penso che c'è bisogno appunto della giusta pena per queste persone che appunto si giocano la vita per queste cose stupide. Ed è stata proprio la testimonianza dei cittadini che hanno assistito alla tragedia a portare i carabinieri sulla giusta strada. Hanno descritto nei minimi dettagli il guidatore e le auto utilizzate nella corsa. I controlli ci sono, dice l'assessore alla mobilità del comune di San Donà, che esprime il suo cordoglio alla famiglia della vittima. Profondo dispiacere per questa persona che rientrando dal lavoro, quindi assolutamente innocente, è stata coinvolta in un ennesimo gesto di incoscienza da parte di chi corre sulle strade. Poi aggiunge: è chiaro che la repressione e anche i controlli funzionano fino a un certo punto, ci vuole anche secondo me un cambiamento di mentalità e ritornare a un rispetto delle regole.